Carlo Carraro, rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia. E in aula abbiamo sentito questa giornata dell'economia varie posizioni per rilanciare la piccola e media impresa. C'è chi sottolinea, un suo collega dell'Università di Milano, la politica del fare, quasi non necessariamente tutti dobbiamo andare all'università. È questa la strada vincente oppure oggi non si può più prescindere da una formazione culturale di base? Insomma, l'Università di Venezia è un ateneo molto vivace che sta proponendo corsi di studio anche in una dimensione all'americana. Ci sono tante domande in questa sua domanda e comincerei con sottolineare il fatto che il professor Sapelli guardava all'indietro e quindi sottolineava come nel passato la formazione universitaria non sempre abbia aiutato le imprese. Oggi l'università è diversa, e tra l'altro è strutturata in modo completamente diverso perché c'è una formazione di base nella laurea triennale e una formazione più specialistica in quella che appunto si chiama laurea magistrale o laurea specialistica. Allora la formazione di base, lo spessore culturale che si acquisisce nella laurea triennale è oggi sicuramente fondamentale, cioè è semplicemente un percorso di studio ulteriore che a mio avviso tutti dovrebbero fare perché si ottengono degli strumenti formativi sostanzialmente necessari a tutti per operare in un mondo che è sempre più complesso. E quindi serve d'utilità, flessibilità, serve capacità di leggere i segnali che vengono dal mondo, serve capacità di acquisire informazione, capacità di comunicare con i nuovi strumenti, tutta una serie di competenze, chiamiamole anche trasversali, leadership, autonomia, competenze linguistiche, che oggi l'università deve tentare di dare e deve tentare di dare in modo orizzontale, non soltanto quindi specialistico, ma anche appunto trasversale, insegnando agli studenti di lingue o di lettere, di area umanistica, delle competenze, che ne so, economiche, che magari una volta non venivano insegnate ma che oggi sono indispensabili e viceversa, agli studenti di economia delle competenze culturali e umanistiche di cui hanno bisogno se vogliono capire come funziona questo mondo e quanto rapidamente si evolve. E poi non si può generalizzare perché anche dal punto di vista più specialistico la competenza che viene richiesta per operare oggi nel mondo economico è sicuramente molto più complessa e articolata, cioè oggi il piccolo imprenditore non può limitarsi a saper far bene il proprio prodotto, deve saperlo ottimizzare dal punto di vista dei processi produttivi, quindi produrlo sì bene ma anche a dei costi più bassi, deve saperlo commercializzare con grande attenzione, quindi veicolare non soltanto perché è fatto bene, ma perché richiama dei messaggi, perché dietro c'è un mondo, uno spessore culturale che è quello del territorio, ad esempio, se si vuole ancora del territorio, oppure quello delle tendenze delle mode globali o delle tendenze dei mercati internazionali, quindi inevitabilmente deve saper fare tante più cose di quelle che sapeva fare prima e questo è il compito dell'università, saper dare questo tipo di competenze. Oggi menzionavo ad esempio che abbiamo creato primi in Italia dentro l'università un centro competenze proprio per insegnare agli studenti, ma con l'accordo con la Camera di Commercio lo porteremo anche all'esterno, lo porteremo anche alle imprese, a fare tutta una serie di cose, insegnare a fare delle cose che non sono quelle tecniche specialistiche dello studio, ma sono tutte queste che ho appena menzionato e le valuteremo e poi le insegneremo. L'Università di Venezia, in questa nuova visione, anche nel rapporto con la Camera di Commercio, con le istituzioni locali, ha ridotto la forbice, quel divario che c'è stato per tanto tempo tra il mondo accademico, chiuso nelle aule, e il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro? Penso proprio di sì, o almeno abbiamo cominciato a farlo, negli ultimi 2 anni stiamo lavorando proprio in questa direzione. Cominciando già nella fase di studio, quindi cominciando a insegnare come si fa un'impresa, come si crea un'impresa già nei corsi di laurea e anche qui in modo orizzontale a tutti i corsi di laurea. L'abbiamo fatto ad esempio con dei corsi di imprenditorialità in cui lavorano e insegnano proprio molti titolari di imprese, molti imprenditori. L'abbiamo fatto con cose più specifiche, ad esempio con dei corsi fatti con una Union Camere su come si finanzia un'attività imprenditoriale attraverso fondi europei o fondi internazionali, quindi, o con strumenti bancari sofisticati attraverso un accordo per esempio con la Banca Nazionale del Lavoro, quindi stiamo cercando di dare anche strumenti di questo tipo. Abbiamo reso obbligatorio lo stage in azienda a tutti gli studenti, non c'è più nessuno che può laurearsi senza uno stage in azienda, altro modo per avvicinare gli studenti
all'impresa, abbiamo creato delle competizioni di idee, Startup è una di queste, Italia Camp e tante altre, competizioni in cui mettiamo in valore l'idea di impresa che uno studente può avere e lo accompagniamo fino a creare la propria impresa. L'anno scorso abbiamo create 5, quest'anno immaginiamo di fare altre 5, quindi imprese che nascono in università e che poi vanno sul mercato accompagnate dall'università. Quindi questo lavoro lo facciamo, oltre a quello più tradizionale di cercare di portare all'esterno e quindi a contatto delle imprese l'innovazione che creiamo, l'innovazione tecnologica che creiamo. Penso al lavoro che abbiamo fatto col settore calzaturiero veneto con i nuovi collanti ambientali o ecocompatibili, e tante di queste le abbiamo fatte, quindi lavoriamo anche per portare fuori le cose che sappiamo. Bisogna per forza andare a studiare all'estero, almeno un master, o ci si può formare con le debite competenze per affrontare i mercati internazionali in Italia? Si può sicuramente lavorare anche in Italia. Il mio suggerimento ovviamente è che la dimensione internazionale è comunque importante, quindi allo studio italiano affiancare un'esperienza internazionale è sempre utile, però questo si può fare anche dentro un percorso universitario nazionale. Ad esempio, noi offriamo a tantissimi studenti la possibilità di fare o 6 mesi o un anno all'estero col programma Erasmus. Grande beneficio, tutti quelli che lo fanno tornano contenti e tornano con qualcosa in più. Offriamo la possibilità di titoli congiunti, ne abbiamo già una decina, ne svilupperemo ancora, cioè titoli fatti attraverso un anno di studio in Italia e uno all'estero, con un titolo che poi viene riconosciuto da entrambi i paesi. Ad esempio abbiamo uno con Parigi, ne abbiamo uno con Barcellona, ne abbiamo uno con Atlanta negli Stati Uniti. Lo studente ottiene un doppio titolo che ovviamente può spendere in entrambi i paesi in cui ha studiato, perché questo è un vantaggio. Quindi ci sono tante forme, non è necessario andare all'estero necessariamente, anche il percorso di studi italiano ha una componente internazionale che lo studente può sicuramente utilizzare. Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato. Al nostro Paese in questo momento servono fatti concreti. Come si procede ora? Oggi qui in Camera di Commercio di Venezia la prima delle giornate economiche per discutere delle prospettive, soprattutto se c'è un futuro per la piccola e media impresa. Quali fatti servono a breve scadenza? C'è una concatenazione per qualche verso già scritta che si tratta solo di attuare. La prima delle questioni che va rapidissimamente risolta e portata a conclusione è la conversione con modifiche del decreto che è stato emanato per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Noi chiediamo che questi 40 miliardi si concentrino nel più breve tempo possibile, si tratterebbe della più importante manovra economica dell'ultimo decennio, manovra di sviluppo altre le abbiamo purtroppo conosciute, e con l'abolizione di tutte le complicazioni che il decreto ha purtroppo previsto, facendo compensazione diretta e universale fra debiti e crediti e concentrando, torno a dirlo, questa iniezione di liquidità da 40 miliardi che potrebbe giovare anche rispetto alle tensioni che le imprese hanno con le banche. Oltre a questi 40 miliardi si parla tanto di iniezioni di liquidità anche allentando la morsa dell'Europa. Si è capito che va tenuta la barra dritta, ma bisogna insomma un po' allentare la presa, altrimenti si soffoca. Lo si vede, la necessità la si vede chiarissimamente queste giornate, ieri lo spread a quota 2,80 sono l'effetto della immissione di liquidità della Banca Centrale Giapponese, la Fed da 10 mesi pompa 40 miliardi di dollari al mese, la Banca Centrale inglese fa altrettanto, è rimasta solo la BCE con il vincolo imposto diciamo prevalentemente dai tedeschi e dai paesi del nord a fare una mera politica di rigore anti-inflazionistica. Noi abbiamo purtroppo dimezzato l'inflazione in 6 mesi negli ultimi tempi in Italia. Qui al nord si chiede un trattamento diverso, si chiede di potenziare quella che è la struttura produttiva, si chiede di tenere una parte della tassazione in questo territorio per non far morire le imprese che qui in questo territorio in massa hanno chiuso, c'è anche il fenomeno degli imprenditori suicida. Il problema è
di tutto il Paese, lo si sente di più dove le condizioni da cui arrivavamo erano condizioni di un'economia, di un livello complessivo dell'economia e quindi anche di un tenore di vita dal quale cadere, se si cade da 1 metro ci si fa più male che cadere da 20 centimetri. Le zone a maggior sviluppo del Paese sono quelle che hanno anche magari concentrato settorialmente, penso alla meccanica in tutto il nord Italia, ha subito gli arretramenti maggiori. Io credo però che il tema sia non tanto quello di una redistribuzione territoriale in questo momento, ma quanto quello di fare quelle poche cose che si possono realizzare, farle subito, farle evitandoci alcune assurdità. Il Ministro per l'Ambiente l'altro ieri ha resuscitato il Sistri, un mostro, lo definisco io, che concentra la stupidità burocratica, a volte con interessi privati, a danno delle imprese e della collettività. Queste sono le cose da non fare. L'Italia ha un primato che però non corrisponde con lo stato di benessere. L'Italia è un paese in crisi, eppure ha questo altissimo tasso di inventiva che non si esprime. Qui credo che siamo in presenza del forse il miglior asset che ha il nostro Paese, cioè la capacità che abbiamo fino a qui avuto di saper interpretare volta a volta i tempi, e ancora per il futuro c'è questa partita, il mondo anglosassone, il web 2.0, l'internet delle cose, sono tutte questioni di cui si parla indicando un fenomeno, quello dei new makers, che altro non sono se non la versione anglosassone del nostro artigianato italiano. È un modello che fuori ci invidiano e magari dentro è oggetto di critiche sul livello nazionale. Si tratterà di uscire da questa crisi, io dico valorizzando la piccola impresa, togliendole le difficoltà a cui faceva riferimento, rendendo facile e favorevole con un contesto che faccia il tifo per la piccola impresa e non che gli remi contro. Sono passi che non hanno più molto tempo davanti per essere fatti. L'appello del riconfermato Presidente della Repubblica in questa direzione di un fare senza interdizioni, io vorrei fosse applicato proprio anche alla piccola impresa. Qual è il messaggio che oggi lancia a questa assemblea? Il messaggio di fiducia, di entusiasmo, perché il tema è la piccola e media impresa esiste, deve andare oltre la crisi. Messaggio di realismo che, partendo dalle difficoltà che ci sono, indichi anche la possibilità di connettere i grandi nuovi mercati con le straordinarie capacità, competenze e saper fare che stanno in capo all'artigianato italiano, alle piccole imprese. Basta cambiare quello che sta in mezzo fra i mercati mondiali e la nostra piccola impresa. Ossia, cosa bisogna cambiare? 1, la burocrazia, 2, la questione fiscale che a questi livelli non può più essere sostenuta dal tessuto delle piccole imprese, 3, un credito che torni, per quanto riguarda le banche, alla funzione principale di intermediare fra risparmiatori e i prenditori di credito.